Today we eat penne pumpkins and prawns. To prepare this dish we need fresh pumpkin, some mixed mushrooms, some black pepper, some parsley. Let's cook 300 grams of pasta ZUCCHE penne, and let's prepare the condiment. Let's cut the pumpkin. Let's fry the cut pumpkin in the pan, frying it with some olive oil, adding some garlic, and letting it browning. Let's add some black pepper. Let's shade off with some white wine. Let's add some water in order to dissolve small pieces of pumpkin. Now we formed this pumpkin cream. Let's add some mixed mushrooms and some wild thyme. Let's drain the pasta we cooked previously, and let's fry it in the pan, and then we can put it into the plate. This dish doesn't need many decorations. It's enough some parsley. The dish is ready. Andiamo a sfumare con del vino bianco. Aggiungiamo un po' di acqua per sciogliere un pochettino i cubetti di zucca. Abbiamo creato una crema di zucca e andiamo ad aggiungere nel misto funghi. Mettiamo dei funghi, misto funghi, e amalgamiamo il tutto aggiungendo del timo selvaggio. Scoliamo la pasta messa a cuocere precedentemente. E andiamo a saltare con il sugo preparato per andare a preparare il piatto. Questo è un piatto che non ha bisogno proprio di tante decorazioni, basta un po' di prezzemolo sopra. Il piatto. Buon appetito!